Un'arma di distruzione di casta. Con questa esplosiva metafora il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua proposta di legge popolare regionale per l'abolizione del vitalizio, della reversibilità e dell'assegno di fine mandato per i consiglieri regionali. 13 milioni di euro ogni anno, 65 milioni di euro in 5 anni che torneranno nelle tasche dei cittadini veneti. Infatti con questi soldi li abbiamo tolti ai politici e li daremo alle imprese, il fondo per il microcredito. Servono 7.000 firme prima del 31 maggio, data del voto, perché il prossimo Consiglio Veneto discuta la legge. Si possono già lasciare nei banchetti pentastellati e in tutti i municipi. Ogni informazione sul sito internet del Movimento. Gli ex consiglieri non si meritano tutti questi soldi, ha detto Berti, denaro che deve tornare ai veneti. Con buona pace di quegli ex e attuali consiglieri che a gennaio a Milano si riunirono per presentare ricorso al TAR contro la riduzione del vitalizio dal 5 al 15% per 3 anni, approvata in Regione per la revisione della spesa. Ma quale diritto acquisito e quale diritto acquisito? Qui siamo di fronte a un trattamento di favore, a un privilegio che nessun altro lavoratore ha in nessuna azienda e non ha mai avuto in nessuna parte del mondo. Questo mi sembra come al solito il premio, mi sembra come al solito il grande trogolo dove dentro ci infilavano il muso i politici per mangiare con i nostri soldi alle nostre spalle. Questo finalmente potrà finire. Quando e se la legge andrà in vigore avrà effetto retroattivo, verrà quindi abolita l'erogazione dell'assegno a tutti i consiglieri dalla prima alla nona legislatura, cessati e ancora in carica. Per i futuri eletti a Palazzo Ferrofini varrà il sistema previdenziale contributivo.